Buongiorno a tutti ragazzi, le previsioni meteo per domani 5 gennaio 2020. In effetti sarà bel tempo dappertutto, qualche pioggia diciamo un po' sulla Sicilia come potete vedere, su Palermo, ma poi su tutta l'Italia ragazzi ci sarà davvero bel tempo, anche se partiamo che da domani, ciao Diego, arriverà un freddo gelido, quindi in effetti da domani ragazzi e fino a martedì ci sarà non la neve, di certo non in qualche parte nevicherà sì, ma forse un po' sulla Calabria e sugli Appennini, giustamente, ciao Alberto, però alla fine farà freddo, quindi da domenica sì, sì, in effetti eccolo qui, un pochino qui, guarda. Diciamo lì dove vedi viola, in effetti ci sarebbe la neve, però anche un po' sulla Calabria, in effetti. Quindi è un periodo da domani fino a martedì molto freddo, quindi gelido, quindi in qualche parte farà la neve, quindi andiamo per ordine, ragazzi. Partiamo come al solito dalla Valle d'Aosta. In Abruzzo Pineto, un attimo solo te lo dico. In Abruzzo Pineto, te lo voglio, ce l'ho aperto quindi meteo, Abruzzo Pineto. Allora, domani precipitazioni sparse in Abruzzo Pineto, quindi ci saranno precipitazioni al 40%, quindi diciamo che sì e no. Le temperature sono 2-12 gradi, quindi precipitazioni sparse, un vento a 23 km orari più o meno. Questa è tutta la giornata. Dopo, aspetta, no, no, no. In effetti, dopo, sì, 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 sì. In effetti in mattinata sarà normale, quindi sarà 6 gradi, 7 gradi, quindi le precipitazioni, grazie Diego, verso le 11, ma sarà passeggero perché dopo è soleggiato, quindi sì, sì, in effetti è domani, per l'Epifania già l'ho fatto prima, Alberto. In effetti ho fatto quell'altro video dove sta scritto gelo in arrivo, quindi è quello lì per, diciamo, la Befana. Quindi in effetti già l'ho fatto poco fa, il titolo era, ma te lo dico pure. Meteo, crollo delle temperature e gelo. Ecco quando e dove. L'ho fatto un poco fa, l'ho fatto. Questo qua dell'Epifania. Quindi questo è quello per domani. Quindi comunque anche qui è nuvoloso, ragazzi. Mi pare di stare a Silent Hill qua a Salerno, vi giuro. Tutto ombroso, scuro, boh, tutto strano. Quindi pure qua, ragazzi, è proprio nuvoloso al massimo. Quindi mi pare che ci sta la nebbia addirittura, pensate un poco. Quindi diciamo, ragazzi, che per domani in Valle d'Aosta soleggiato 4-9 gradi. Poi andiamo in Piemonte 2 gradi, 11 gradi, soleggiato. In Lombardia meno 1, 11 gradi, ragazzi, sempre soleggiato. Trentino Alto Adige parzialmente nuvoloso, meno 4, 2 gradi. E qui già no, secondo me mantiene, vabbè, perché è nuvoloso da stamattina, però non ha fatto una goccia d'acqua, è proprio grigio, tipo, sa, quando deve fare la neve, però non fa una goccia d'acqua, è proprio un tempo, io lo chiamo un tempo scemo, quindi non piove, è tutto ombroso, pare di stare, sai, il videogioco di Silent Hill, uguale. Quindi secondo me mantiene al finale. Quindi poi andiamo in Friuli domani meno 2, 10 gradi, per lo più soleggiato. Poi nel Veneto lo stesso, sì, dopo te lo dico, Villa San Giovanni, sì, ok. 3-10 gradi in Veneto, quindi diciamo che le temperature stanno ancora lì. In Liguria 4-13 gradi,
parzialmente nuvoloso, quindi secondo me sta nuvolosità. In Emilia Romagna invece è soleggiato, però le temperature -2 e 9 gradi. Sì, Alberto, da stamattina che così ti giuro non ha fatto una goccia d'acqua. L'ho detto pure prima, ho detto ma pare di stare nel videogioco, sai quell'ombra. Dopo ti faccio vedere, dopo quando ho finito di fare tutte le regioni ti dico, ti faccio vedere com'è qua, proprio pazzesco. In Toscana qua fa un po' freddino, -1, 14 gradi, per lo più nuvoloso, quindi vedete questa nuvolosità sta dappertutto. In Umbria invece è soleggiato 1, 12 gradi, poi le Marche per lo più soleggiato 1 grado, 11 gradi. Quindi andiamo in Lazio e già qua le temperature non lo so, sto un poco -6, 9 gradi, soleggiato, quindi pare che più scendiamo qua più fa freddo. In Abruzzo, ecco qua, -7, 6 gradi, rovesci sparsi un po' dappertutto, quindi in effetti porta precipitazioni al 40%, un vento a 10 km orari, poi diciamo, allora vediamo dalle 7 di mattina stanno a -4, alle 9 stanno a -2 piove, -1, poi 5 gradi, comunque diciamo, sì sì grazie, sì subito, sto quasi arrivando, diciamo che in Abruzzo domani ragazzi pioverà, quindi prendete l'ombrello al massimo, quindi non è che sarà chissà che, però potrà piovere, sa, tipo fine fine, quindi non da proprio acquazioni, probabili precipitazioni, quindi non è che farà proprio sta, diciamo, scaricata d'acqua. In Molise lo stesso, precipitazione sparsi, 1 grado 8 gradi, quindi anche questo per il Molise, usciamo che non piove pure qua, fammi vedere, no, in effetti porta soleggiato 2 gradi 11 gradi, come oggi ad esempio vedi che è proprio azzeccata la previsione, porta nuvoloso qua a Salerno, quindi quella di oggi, adesso perciò ho detto secondo me mi pare di stare a Silentino, quindi diciamo la previsione è esatta quella che ho dato ieri, quindi sabato porta nuvoloso tutta la giornata, quindi stiamo proprio inguaiati. Quindi domani qua 2 gradi 11 gradi, poi arriviamo nella Puglia domani sarà nuvoloso 2 gradi 9 gradi, poi mi pare che deve arrivare la Calabria, giustamente. In Calabria porta -3, 6 gradi nuvoloso. E qui lunedì porta la neve, ragazzi, quindi è l'Epifania. Sì, sì, subito, non mi sono dimenticato. Villa San Giovanni, la faccio subito. In Sicilia, grazie, voleva sapere Sicilia, -1, 11 gradi, per lo più soleggiato, quindi domani che domenica. Poi l'Epifania sarà 2 gradi, 6 gradi, quindi si abbasserà un po' la temperatura. Poi mi è rimasta la Sardegna e poi ti faccio Villa San Giovanni. Domenica parzialmente nuvoloso in Sardegna, però qua fa più caldo, 2 gradi, 16 gradi. Quindi adesso andiamo a vedere Villa San Giovanni, te lo dico subito. Meteo Villa San Giovanni. Vediamo che succede qui. Eccolo qua, l'ho trovato. Domani piove. E qui San Giovanni, Reggio Calabria, sì. Quindi domani precipitazioni al 70%, quindi è molto probabile che devi prendere l'ombrello perché il 70% è una bella percentuale, quindi sta scritto proprio non parzialmente, quindi pioggia proprio porta. Quindi diciamo poi l'Epifania, no, i gradi stai bene tu in effetti, 7 gradi la minima, 15 la massima, quindi diciamo che in mattinata presto avrai 7 gradi e verso le 14 potrai avere massimo 15 gradi, quindi più o meno stai ancora bene bene tu. Qui stavamo a 5 gradi ieri, oggi a 6, 7, però diciamo 15 gradi, non dico che è buono, ma rispetto alle altre regioni stai meglio tu che gli altri, diciamo, quindi a parte solo meglio di te ci sta la Sardegna. Poi la Sardegna, vabbè, che la sto facendo da un sacco di tempo, è sempre buono il tempo. Quindi ragazzi, come promesso vi faccio vedere il tempo qui com'è.
Eccolo qua, come dico io. Vedete qua, mi pare di stare a Silentile, ragazzi. Vedete? Non piove, però ci sta questo alone tipo Silentile, neanche il mare vedo. Di solito da qui io vedo il mare, vedi? Non si vede nulla. Se continua così non si vede neanche le montagne tra poco. Sì, sì, te l'ho detto, vabbè, è proprio grigio, mi pare di stare nel videogioco Silent Hill. Sì, sì, grazie, niente pioggia, no, no, no. Domani è soleggiato da te, quindi stai tranquilla. Vedete qua ragazzi, oggi nuvoloso al massimo. Sì, ma come ho detto io, o piove o esce solo, o fai la neve, ho detto, perché così non mi piace. Sinceramente preferisco o fa la neve, o piove o esce solo, ma così è proprio una cosa pazzesca, poi proprio da depressione, come dico io, è deprimente. Sì, lo so, è bello, d'accordo, sì, però quest'aria proprio è brutta proprio, mi pare da depressione totale. Quindi diciamo che è brutto vedere così perché non piove, è grigio, poi ci pare che sta la nebbia nelle montagne, sai quando trovi la nebbia al nord? Così mi pare a me che sta sulle montagne, ci sta quest'alone grigio, quindi preferisco che piova a sto punto. Altrettanto Rosanna pure a te, quindi diciamo che aveva detto nuvoloso, però non mi pensavo proprio così. Quindi oggi è proprio una giornata proprio da tagliarsi le vene proprio. Sì, grazie, mi pare come se sulle montagne, fai caso, ci sta una nebbia, sai quella nebbia che trovi in Valpadana, tutte queste cose qua. No, la verità oggi ho fatto ragù di carne di manzo con pomodoro, quindi il ragù normale. Ho fatto le tagliatelle, così un bel piatto di tagliatelle con due pezzettini di carne. E a posto, siamo a posto per oggi. Poi stasera meritiamo una pizza, una cosa così veloce. Sì, invece domani mo vediamo, perché di solito facciamo il ragù la domenica. Però domani sicuramente vogliono fare la lasagna, perché poi la befana nessuno la fa che lunedì. Allora domani sa come fanno qua? Siccome la befana viene lunedì, no? Allora domani fanno tutti la lasagna e così lunedì loro già l'hanno fatto, quindi è così. Sì, sì, penso di sì che va a aiutare, la verità. Sì, sì, andò pure a te, spero che stai bene, sì. Il tempo è un po' brutto come vedi, quindi è proprio deprimente, come dico io. Mi pare di stare nel videogioco famoso Silent Hill che ci giocavo con la nebbiolina qua. Mi pare di stare in Valpadana a Torino quando camminavo a Carmagnolo con il furgone che trovava la nebbia a terra. Sono stato a Asti, Cuneo, tutte queste qua, pure a te Maria. Però il mare, non si vede il mare, proprio zero, da mare proprio di fronte, guarda, posso pure ingrandire. Guarda, zero, non si vede nulla. Ma pure le montagne, vedi? Proprio ci sta quest'alone, mo' ingrandito, guarda. Proprio ci sta quest'alone misterioso, mi pare. Tipo film da paura, vedi? Ma adesso è ingrandito al massimo, proprio, mi pare proprio pazzesco, guarda, proprio pare che sta la nebbia sulle montagne. Ciao Giuseppe, buongiorno. Vedi, adesso è ingrandito al massimo, eppure ti farò vedere che il mare, guarda, non si vede, eccolo qua. Ma qua dovrebbe stare il mare, ragazzi, non si vede neanche un po', zero assoluto. Poi quando... E vabbè, però da stamattina che è così, capisci? Non ha fatto una goccia d'acqua. Cioè, sta mantenendo così, però non piove di nessuna maniera. Sì, in effetti sì, oggi è strano, io l'ho detto già stamattina. No, non si vede niente, Diego, zero. Vedi, di solito da noi la nebbia non ci sta. Sì, sì, Antonio, è proprio nuvoloso al massimo, guarda, pare che ci sta, sa, quella cosa di... Mi pare nebbia a me, la verità. Secondo me se cammini a piedi nella montagna, secondo me è difficile camminare perché secondo me non si vede bene a terra. Ma lasciamo perdere che da qui si vede, ma secondo me se andiamo lì
Secondo me è di... Sì, sì, sto col cellulare, sì, sì, sto con una Huawei. Certo, certo. Un saluto a Eufrasia Avvocatella da parte di Antonio, ragazzi. Quindi sicuramente Avvocatella non c'è. La signora Grazia mi pare che ci stava, quindi penso che avrà sentito. Sì, sì, farà freddo, sì, sì, ragazzi, domani fino a martedì. Poi dicono che arriverà un'altra volta, no, no, col cellulare, anche perché la Huawei è ottimo, c'ha 4 fotocamere, l'ultimo Huawei che è uscito, quindi si vede abbastanza bene, quindi c'ha 40 megapixel, quindi diciamo che è ottimo. Quindi vedete ragazzi, proprio ci sta nebbia che mi pare silentita, più la guardo più ci penso io. Proprio pazzesco, guardate, è proprio grigio. Bah. Quindi speriamo che viene a piovere, perlomeno, secondo me, se viene a piovere questa nebbia se ne va, sicuramente. Perché se tutta la giornata così è pazzesco. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti, ci sentiamo più tardi, ci aggiorniamo. Sperando che qua viene a piovere, fa neve oppure esce il sole, basta che se ne va sta cosa così che non mi piace. Sì, lo so, ma non piove, chi li vuoi? Ciao Diego, ciao Alberto, ciao Antonio, un salutone, pensa a stare bene, speriamo che stai bene, che oggi stai tranquillo, perlomeno lo spero. Quindi un saluto a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi. Se viene a piovere faccio la diretta ragazzi. Ciao, ciao Diego, ciao a tutti.